Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. È la festa dei nostri santi patroni Pietro e Paolo che vogliamo celebrare, invocando sempre il suo aiuto e la sua misericordia per la nostra comunità, affinché ci aiuti in questo cammino, in questi nostri tempi, a essere fedeli al Vangelo e a essere capaci testimoni dell'amore misericordioso del Signore che vogliamo invocare ora, chiedendo sempre umilmente perdono per i nostri peccati. In occasione della festività dei nostri santi patroni Pietro e Paolo, invitiamo questa comunità qui riunita a pregare anche per il 25° anniversario di sacerdozio del nostro Don Silvano, perché abbia la grazia di servire la Chiesa e questa comunità con zelo e dedizione. Lo Spirito Santo e i nostri patroni gli donino saggezza per continuare a guidare questo popolo sulla via della salvezza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e noi, fratelli e sorelle, di pregare per noi, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace tra gli uomini. Preghiamo. O Dio che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni,
Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati, in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva». Parola di Dio. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il Signore mi ha liberato. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore. Possiamo ben dire che oggi non celebriamo solo la festa della nostra comunità parrocchiale, ma celebriamo la festa della Chiesa, che proprio in questi due santi vediamo i fondamenti, vediamo coloro che hanno edificato Pietro, successore di Cristo, nella figura del Papa regnante, Paolo, della persona che ha speso la vita per spargere il Vangelo. Due personaggi che ci aiutano ancora una volta a pensare, a ripensare alla grande missione che questi apostoli e tutti gli altri che hanno seguito hanno vissuto. Per far che? Mi veniva, attingendo dal Vangelo, una bella espressione: tutti gli apostoli, tutti i discepoli, tutti i missionari, tutti coloro che hanno diffuso la parola di Dio, credo, possiamo dire, lo hanno fatto per trovare a quella risposta che abbiamo sentito risuonare nei Vangeli. Chi sono io? È la grande domanda che Gesù Cristo ha fatto ai Suoi, ma è la grande domanda che Gesù Cristo fa sempre ad ognuno di noi, nello scorrere dei secoli. Sì, perché se noi non capiamo, non comprendiamo, non accogliamo Cristo, difficilmente possiamo dirci cristiani, seguaci di quel Cristo. È una sfida che si ripete nel tempo, in modo diverso, in modalità diverse, come d'altronde i tempi richiedono, perché i tempi non sono sempre uguali.
E proprio perché non sono uguali, noi siamo in difficoltà oggi a dire Cristo alla gente che ci è vicino, ma a dire Cristo a noi stessi. E quando dicono a dire Cristo vuol dire parlare la propria fede, vivere la propria fede, comprendere la nostra fede dentro a questo tempo, tanto demonizzato per tanti aspetti, ma straordinariamente ricco di opportunità come mai le abbiamo avute. Forse perché c'è questo insieme, le molteplici opportunità e la difficoltà del cambiamento, e siamo disorientati. Allora cosa possiamo fare se non rivolgerci sempre e comunque alla parola di Dio? Non per cambiarla, come tanti dicono, no? Anche citando questo nostro Papa a sproposito. La parola di Dio non si cambia, si vive nella concretezza dei tempi, perché nessuno di noi vive ora come i nostri avi hanno vissuto nell'Ottocento o nel Settecento. Sarebbe assurdo. E perché vogliamo vivere la fede dell'Ottocento nel 2000? La fede, la parola di Dio, cammina coi tempi degli uomini e i tempi degli uomini cammina con la parola di Dio. E la difficoltà che ci sta sotto è incrociare queste due realtà, che ha sempre fatto problema, tanto che all'inizio abbiamo sentito Pietro ha sperimentato il carcere, poi anche il martirio, così Paolo, perché fin dall'inizio la parola di Dio ha procurato danni a chi la proclamava, a chi la viveva, a chi la testimoniava, sempre. Se è una buona parola di Dio testimoniata, vissuta, proclamata, compresa. E allora oggi guardiamo anche la nostra comunità parrocchiale, che arranca, come arranchiamo tutti, in questa Chiesa dell'Occidente disorientato, questo nostro Occidente, che non sa cosa fare il più delle volte. O si arrampica in un passato che non ritornerà più, la nostalgia, e ce ne sono. L'ultimo abbiamo visto anche quell'egregio vescovo, no? Ci mancava solo quello, perché non c'erano pochi in giro, di matti. Oppure andiamo dall'altra parte, tiriamo la fede come vogliamo in qualsiasi posto, in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera. Cosa rimane? O per meglio dire, cosa dobbiamo preoccuparci di conservare? Mi soccorre ancora il Vangelo. A te darò le chiavi del regno dei cieli, Gesù dice a Pietro. Per far che? Le chiavi, sappiamo, servono per aprire o per chiudere. Non hanno altro scopo, non hanno altro senso. E cos'è che dovrebbero aprire? Cos'è che dovrebbero chiudere? Prima di tutto non dovrebbero mai chiudere le opportunità di incontro, tutti i modi, tutte le maniere che possiamo avere per sperimentare la fratellanza, il sentirci fratelli, l'accoglienza. Sicuramente le chiavi che Cristo ha dato non servono per chiudere porte, per impedire che qualcuno possa trovare accoglienza. Su questo non ci piove. Sicuramente non chiudono di fronte a un fratello che chiede
perché è nel bisogno. Queste porte Cristo non le ha mai chiuse, Pietro non le ha mai chiuse. Viceversa aprono tutte quelle porte che la cattiveria umana vorrebbero chiudere e chiudono. E anche qui l'elenco è facile farlo. Quindi il compito che mi sembra dire che Gesù ha dato a Pietro e da lui a tutti noi è quello di chiudere, bloccare tutto il male che può arrivare a noi e ai nostri fratelli e liberare tutto ciò che l'uomo chiude perché ha paura, perché non vuole condividere, perché non vuole accogliere, perché in fin dei conti non vuole amare. Ricetta antica ma sempre moderna. È un cammino non facile, sì, ma più che mai oggi dobbiamo trovare la forza di essere un po' più, permettetemi di dire, radicali nella fede. Forse abbiamo inteso la fede come qualcosa che si combina con su e su, ma oggi con su e su non si va da nessuna parte. Sarebbe bello se potessimo insieme scoprire la bellezza dell'amore di Dio in Gesù Cristo. E mi viene sempre in mente, quando cito queste cose, una bella espressione di Benedetto XVI, fatto a Colonia nella giornata della gioventù, quando rivolgendosi ai giovani ha detto: Dio non vi toglie nulla, ma vi dà tutto. Sintetica, completa, esaustiva. E allora noi siamo di fronte a questo Dio che ancora oggi, a suo modo e a sua maniera, ci dà tutto. Perché noi possiamo, anche se vogliamo, dare tutto. Così a nostra volta riceveremo dagli altri tutto, senza, come si suol dire, i se e i ma. Perché se ci mettiamo a fare distinzioni, sottolineature, differenziazioni, è meglio fermarci. Ecco carissimi, allora questo giorno che ci vede riuniti attorno all'altare per celebrare i nostri santi patroni, guardiamo con fede e con fiducia i nostri tempi. Abbiamo tante buone possibilità. Tante volte è vero, basta poco, oserei dire quasi niente, per cambiare la storia, se tutti mettono quel poco. Io credo che abbiamo bisogno ancora di scoprire la bellezza soprattutto di stare insieme, la gioia di stare insieme, di non sentirci giudicati, di non sentirci condannati, ma accolti. Perché se pensiamo di essere senza qualcosa che potrebbe essere motivo di giudizio, di condanna, sappiamo bene che qui siamo tutti con qualcosa, ma l'amore di Cristo va oltre. E l'augurio che mi sento dire alla nostra comunità in modo particolare, a noi che ancora una volta siamo chiamati, pochi o tanti, non importa, ma siamo chiamati a testimoniare il Vangelo con autenticità, cercando di evitare purtroppo
il cancro della fede e, lasciatemelo dire, un po' anche del contesto sociale, che è l'ipocrisia. L'ipocrisia. È bello pensare a questo, è bello sentire che abbiamo queste possibilità, è bello pensare che il Signore c'è sempre nonostante noi. È bello vedere che un domani può essere migliore dell'oggi, perché lo sarà. Il futuro è sempre migliore del passato, è una regola aurea. E lo sarà anche per noi, ma noi possiamo renderlo ancora più bello col nostro amore verso Dio e verso i fratelli. Lo chiediamo quest'oggi in modo particolare ai santi Pietro e Paolo, che ci accompagnino, che ci illuminino e ci sorreggono. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo, e tratto lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede col Padre e col Figlio. Il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lodando Dio per la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro e per la missione alle genti dell'Apostolo Paolo, nostri patroni, presentiamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa sparsa nel mondo e ripetiamo insieme, diciamo: accresci la nostra fede, Signore. Accresci la nostra fede, Signore. Tu che hai fondato la Chiesa sulla solida roccia di Pietro, proteggi il nostro Papa Francesco e fa che tutto il popolo cristiano, sotto la sua amorevole guida, progredisca con docilità nella fede, nella speranza e nella carità, superando divisioni, fazioni e conflitti. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunciare a tutti i popoli il mistero della salvezza, ravviva l'opera dei missionari del Vangelo e fa che quanti ancora non ti conoscono credano in te e in colui che hai mandato. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Tu che vuoi il bene dell'umanità, continua ad accompagnarci nel compiere la nostra vocazione battesimale e fa che ognuno di noi con gioia e amore evangelico si metta a servizio dei fratelli dando una buona e credibile testimonianza. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore.
tu che conduci a scoprire il valore salvifico della sofferenza, sostieni gli ammalati, gli infermi e gli afflitti e fa che nella loro debolezza si manifesti la tua forza, fonte di fiducia e di coraggio. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci la forza di lottare per la pace, di vivere da veri fratelli, di essere sempre accoglienti e di avere gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, per essere sempre dei cittadini di questo mondo e del tuo regno. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Tu che non fai mancare la tua misericordia e benevolenza, accompagna questa nostra comunità cristiana che oggi è riunita per invocare la protezione dei santi patroni Pietro e Paolo. Aiutala nel suo cammino di conversione affinché diventi sempre più un luogo di incontro, di accoglienza, di tolleranza e di autentica vita fraterna. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Per Don Silvano, nel 25esimo della sua ordinazione sacerdotale, perché il suo servizio sia sempre improntato alla condivisione e all'inclusione e possa continuare ad essere punto di riferimento per questa comunità, noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo. Infondi un rinnovato fervore in ogni battezzato, secondo il loro ministero, servizio o opera a cui sono stati chiamati, perché avvertano l'urgenza di annunciare a ogni creatura Cristo, Redentore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
La preghiera dei Santi Apostoli accompagni, o Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del Tuo nome e ci renda ferventi nella celebrazione di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i due Santi Apostoli, Pietro che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea che costituì la Chiesa delle origini con i giusti di Israele, il maestro e dottore che annunziò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e associati nella venerazione del popolo cristiano condividiamo la stessa corona di gloria. E noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo,
perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gli apostoli Pietro e Paolo, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, tutti i vescovi, i sacerdoti, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E obbedienti alla parola del Salvatore, formati sul divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non ma liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
Preghiamo. Nutriti da questo sacramento ti preghiamo, Signore, fa che viviamo nella tua Chiesa, perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare saldi nel tuo amore, un cuore solo e un'anima sola, per Cristo nostro Signore. Non sarà sfuggito a nessuno che oggi, oltre che essere San Pietro e Paolo, in settimana abbiamo avuto la ricorrenza del 25esimo di sacerdozio del nostro Don Silvano. Le comunità di Santa Maria Annunziata e di Santi Pietro e Paolo si stringono a lui in questa ricorrenza e lo ringraziano per la dedizione, la tenacia con cui si dedica alla cura delle nostre parrocchie. E magari, perché no, ci scusiamo anche se qualche volta noi come comunità non riusciamo a secondare degnamente i suoi sforzi. Ciò detto, ci tenevamo a rimarcare anche la ricorrenza con dei piccoli omaggi che adesso Francisco e il collega vengono qua a ritirare da parte delle due comunità. Vieni anche tu perché c'è un sacco di roba qua. Ecco qua. Ok, abbiamo degli oggetti di vario genere, c'è un'icona, una cartella e qui Don, abbiamo un abito da lavoro estivo sì, che è venuto bene in questo momento, oggi è venuto il caldo e quindi abbiamo portato questo abito da lavoro. Ringraziamo anche i cori riuniti per l'occasione, che è una bella ricorrenza, e tanti auguri ancora a Don Silvano. Vi ricordo anche tutti che adesso qui nella tenda c'è allestito una piccola ricevimento per festeggiare il Don e festeggiare anche la ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo. Grazie ancora, Don Silvano. Sinceramente speravo di aver superato questo pericolo, perché per mio carattere non amo questi momenti e dico ormai l'ho fatta franca, al di là di queste battute che è problema mio, non vostro. Io vi ringrazio del pensiero, della vostra vicinanza, delle vostre parole, della vostra collaborazione. Ringrazio in modo particolare anche del coro che si sono messi insieme anche per rallegrare questa solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, i patroni di questa comunità. Che dire, 25 sono passati, i prossimi 25 l'anagrafe forse dice anche no. Sicuramente non cosita. Ringraziamo e ringrazio il Signore per tutto quello che mi ha dato, confessando anche le mie mancanze, quello che avrei potuto dare in più che non ho dato. Per il mio carattere, che sapete come sono fatto, non è, credo, facile. Ognuno si trova il carattere che ha, si dice si può cambiare, sì, e mi sforzo e mi sono sforzato anche di cambiare, ma fin lì, non tanto più in là. Ormai vi avete sopportato 10 anni e 6 a dicembre, 8, no, 18, 6 anni a novembre, perché sia qui e di là sono entrate a novembre, ottobre-novembre. Quindi hanno più o meno, non importa niente. Ecco, vi dico, non so ancora quanto starò qui, non per mettere le mani avanti, ma perché è la realtà.
ma al di là, io l'ho ripetuto diverse volte, il parroco è di passaggio, le comunità rimangono. Quindi l'importante è che siano le comunità vive, che crescano, che vivano la vocazione battesimale, che è quella cosa più importante. Il parroco c'è e non c'è, ma non è questo il fondamento. Il fondamento è il battesimo, la fede che abbiamo ricevuto, le comunità che bisogna edificare, rafforzare, rinnovare e affrontare anche le difficoltà che inevitabilmente ci sono e ci saranno sempre. In particolare, voi che rappresentate le comunità di San Pietro e Paolo e anche di Meschio, ma tanti sono anche qui di Meschio, Vedete, è un piccolo inizio, ma che dovrà diventare sempre di più, perché le parrocchie, sapete, ormai sono state fatte nella carta, ma la gente va al di là della carta. E credo che non saranno tanti anni che di queste parrocchie, almeno come sono, non rimarrà tanto, ma rimarranno i parrocchiani, quelli sì, e quella è la cosa più importante. Grazie ancora anche del gentile pensiero di quello che avete fatto anche per dopo, e vi auguro ogni bene nel Signore, che la nostra comunità insieme con quella di Messico possa crescere, edificarsi nella fede di Cristo e dare buona testimonianza. E accogliamo la benedizione del Signore per intercessione anche dei nostri santi patroni Pietro e Paolo. Il Signore sia con voi. Dio Onnipotente, che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adesione a Cristo e vi colmi della sua benedizione. Dio, che ci ha illuminati con la predicazione di San Paolo, vi insegni con l'esempio dell'Apostolo a condurre a Cristo i fratelli. Pietro con il potere delle chiavi, Paolo con la sua parola, intercedano per noi e ci accompagnino a quella patria che essi hanno raggiunto con il martirio della croce e della spada. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Messa è finita, andate in pace. E dimenticavo di ringraziare Don Tarcisio per la sua presenza, Don Celestino, non so se qualcuno lo conosce, che hanno condiviso questo momento anche con noi, l'Eucarestia. Grazie a loro per la loro presenza, in modo particolare Don Tarcisio anche per il servizio alle nostre comunità.